Aveva ricevuto dal comune di Breda di Piave lo scorso maggio l'onorificenza Genti della Piave, attenta e felice per quel riconoscimento che lei non si aspettava. Teresa Cattarin, classe 1914, una delle nonnine più longeve della Marca, si è spenta all'età di 107 anni. Presente alla cerimonia nella sala consigliare di Villa Olivi, aveva ascoltato con attenzione le parole del sindaco Moreno Rossetto, intrepida di fronte alle vicissitudini, sempre disponibile nei confronti della sua gente. Questa era la motivazione. L'onorificenza infatti viene conferita a chi ha dato il proprio contributo in forme diverse alla comunità di Breda di Piave. Di storie da raccontare ne aveva tante, aveva superato 2 guerre, energica, sorridente e inguaribile, ottimista. Mi prego tanto perché tutti potete venire della mia età e poter godere. Quarta di ben 14 fratelli, Teresa ha sempre mantenuto un legame con la sua terra dove ha vissuto da sempre dopo il matrimonio con Emilio, da cui aveva avuto 3 figli. In queste immagini i festeggiamenti per i suoi 106 anni. Per dirti quanto mi piaci, per poi tenerti sul cuore. Nonna Teresa si era vaccinata, una bella giornata per lei da sempre favorevole al vaccino e felice di averlo potuto fare, perché era abituata ad un via vai di persone nella sua casa e così, diceva, avrebbe potuto rivedere senza timori i suoi familiari. Teresa è mancata oggi all'affetto dei suoi cari. I funerali si terranno martedì 25 gennaio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Breda.